Torniamo, Don Mariano direbbe torniamo a su conti, torniamo alla nostra scaletta originaria e apriamo questa terza sezione dedicata alla lingua sarda e alla liturgia. Io sono molto curioso di sentire i prossimi relatori, perché anche se soprattutto uno gioca in casa, ma perché? Perché io credo che anche questo sia frutto della grande lezione del personaggio di cui stiamo parlando oggi. Cioè, io ho parlato una volta, ho intervistato il professor Turca, tra l'altro è stato un approccio povero, perché gli ho detto: ma sai, tu sai che io non parlo molto bene dei vescovi. Ho detto: ma io una domanda sui vescovi gliela faccio, però l'importante è che mi scrivi la risposta, però gliel'ho scritta nelle cose. Bene, vi devo riassumere però, se permettete, a chi non c'era o anche per rifare memoria, quello che ha detto stamattina il Monsignor Sanguinetti. Il Sanguinetti ci ha parlato anche di una frenata, poi Bacchiretto e anche il professor Pina ce lo spiegheranno ancora meglio, di una frenata che è arrivata. Bene, qual è lo stato dell'arte oggi? Lo stato dell'arte oggi che ci ha sintetizzato Monsignor Sanguinetti ha parlato di 3 passaggi fondamentali, propedeucici e tra l'altro nullati. Il decreto della CEI che riconosca la lingua sarda come lingua liturgica. Io vi dirò, siamo ancora a questo punto, dopo tutte le cose, evidentemente sì, cioè capace di esprimere i ricchi contenuti scritturistici e teologici della liturgia, ciò sulla base di un'articolata relazione sulla sua diffusione nell'uso e nella comprensione delle comunità, sul suo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato e della Regione ed eventualmente sul suo insegnamento nelle scuole. Bene, questo eventualmente, nelle scuole. Poi, secondo, la traduzione nella duplice variante campidanese e logudorese di tutti i libri della Sacra Scrittura, 72 sono. La terza, l'individuazione dei formulari da sottoporre ad approvazione. Monsignor Sanguinetti ci ha detto comunque che tutti e 3 i passaggi hanno bisogno di un duplice livello di approvazione, quello dell'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani a maggioranza assoluta e la successiva recognizio della Santa Sede. E ha concluso dicendo, assicurandoci, che i Vescovi sardi sono più decisi che mai a investire tempo ed energie in un progetto in cui credono, a cui desiderano dedicare intelligenza e cuore. Non da soli, evidentemente, ma con il supporto di persone e istituzioni che garantiscano al progetto solidarietà scientifica, teologica e liturgica. Bachisio Bandino, siamo adesso tutto a te. So che ti manca l'interlocutore fondamentale. Eccolo, te l'avevo già. Ma poi ti sammenta una persona, sammenta il nostro affetto, della famiglia, della parentela, delle amicanze e della conoscenza di chi la conosce nel mondo. Ma fatto un atterramento così importante pure, che risponde a questa domanda, e te nos ha dato questa persona. E te nos ha donato, e te nos ha lasciato in eredità. E una terra di manna nos ponete, e noi siamo eredes dignos di questo lascito. Questo è il mondo un po' noi, uomini di cabale, in po' pretero e tate gesuita, ma uomini che crediate in una verità e questa verità la difenniata e non si corso si cercato il sosso in nome della verità sua. La questione della lingua
era un combattente a favore della lingua, assieme al biblista di Oristano, che parlerà dopo di me, Don Antonio Pinna, il più grande difensore della lingua sarda, in polemica soprattutto con i vescovi o contrari o restii, che lui conosceva bene e che combatteva con chiare parole. Lui diceva: gli atti del concilio plenario sardo nel 2000 dedicano pagine e pagine, capitoli interi in osanna della cultura sarda religiosa, di tutte le pratiche di fede della nostra tradizione di 1000 anni. Il primo documento è sardo, il primo documento del volgare, e poi sarà un altro italiano. E lui conosceva bene tutta la storia della lingua attraverso tutta la storia della Chiesa, dalle origini ad oggi. E allora lui diceva, polemizzando: ma tutta questa storia, in quale lingua è stata parlata? Perché gli atti del concilio plenario sardo dedicano mezza paginetta alla lingua e centinaia di pagine alla cultura e alla tradizione dei sardi, della pratica religiosa sarda. Allora rimuovo una reiata, ma questa storia della pratica di fede dei sardi come è stata parlata? In sardo. Come puoi eliminare la lingua dall'esperienza di fede e dai linguaggi del corpo, delle processioni, delle novene, delle prediche, dei canti, dei gozos, di tutto quello che ha strutturato la mentalità dei sardi lungo i secoli? Come puoi eliminare la lingua se la lingua è la cultura stessa? O è stata parlata in un'altra lingua? Quindi voi capite come è insopportabile per lui, e ha ragione. Voi sottacete, voi vescovi, un elemento fondante, che è il linguaggio che anima la cultura. E quelle preghiere erano in lingua sarda, e anche i linguaggi del corpo di un rito, anche se non c'era la parola, era parlato, pensato, sentito, pregato in lingua sarda. Quindi con quale arbitrio tu togli la lingua? Come se esistesse una cultura di pratica religiosa sarda senza la lingua. E nel 60-63, quando, perché non tradurre in sardo allora? Se il 90% dei sardi nel 1960 parlavano solo sardo, perché non tradurre in sardo? Perché non fare la predica, la messa in sardo? Allora noi abiti negli anni 60 abbiamo iniziato a sentire, ad ascoltare la messa in italiano. Noi eravamo sardi e conoscevamo solo il sardo. Negli anni, fine degli anni 50 abiti, chi conosceva l'italiano? Allora noi incominciamo a pregare in una lingua che non è nostra, che è l'italiano. E infatti molti quasi si ribellavano perché almeno il latino, anche se non lo capivamo, aveva alcunché di mistero. Invece in italiano pareva che ci fosse un abbassamento di tono. Perché non parlare subito in sardo la preghiera e la messa? Subito! Perché il sardo non è un dialetto dell'italiano, è una lingua neolatina, sorella dell'italiano, del francese, dello spagnolo, del portoghese, del rumeno, eccetera. Quindi rimuovo una reiata. Ma com'è possibile che noi eliminiamo il nostro parlare con Dio come se fosse in sardo un parlare sottaciuto, un parlare povero, un parlare meschino, mentre l'italiano è un parlare nobile? Cioè il clero faceva una distinzione dei valori delle lingue, ma guardate che le lingue non hanno una classifica di valori.
tutte le lingue possono parlare il mondo, ma non dico il sardo che c'è 150.000 etnie, ma anche una tribù del centro Africa, come scrive Papa Francesco nell'enciclica, ha diritto di pregare Dio nella propria lingua. Quindi Limunno non sopportava questa sorta di violenza, perché di violenza si tratta, della domanda incredibile: ma la lingua sarda ha dignità liturgica? Guardate, se facevate questa, se i vescovi facessero o avessero fatto questa difficoltà davanti a Limunno, gli erano iscritti sul stesso. Non posso pensare, perché lui sapeva bene della dignità della lingua sarda, lungo il percorso storico della sua storia della Chiesa, che era anche una lingua di governo e di Stato con l'Eleonora di Arborea, che era la legislazione che governava i sardi sino all'unità d'Italia, al codice albertino. I sinodi erano in sardo nel 600 e nel 700. C'è tutta una storia di lingua, di governo, di Stato e di Chiesa del sardo, e tu mi parli se ha dignità storica. E ancora adesso la difficoltà che hanno fatto i vescovi ora ultimamente è quella, due difficoltà. Uno, se ha dignità storica. Ancora ora, ma come? Tutti i linguisti, i filosofi, da Humboldt del prima metà dell'Ottocento, il filosofo e linguista, a Cassirer, a come si dice, a Todorov, a Jacques Lacan, i grandi studiosi di psicanalisi, di neurolinguistica, di psicolinguistica, di filosofia di linguaggio, Heidegger, Derrida, Todorov, tutti i grandi dicono una cosa chiara: nessuno contro, nessuno. Ogni lingua può parlare il mondo e ha i requisiti per parlare il mondo. Diciamo, a certi termini scientifici, quelli si prendono a prestito. Allora si devono andare sul telefono, ma il telinaro sul telefono. Linaro sul telefono. In italiano il telefono mica è italiano, sono due parole greche. Commenta diritto su italiano, su francese, sul telefono, abbiamo il diritto noi di andare sul telefono. Non è una traduzione dall'italiano, è una parola greca. Esate la difficoltà che ti pone l'este, la dignità che ne usare. Poi non c'è una Bibbia in sardo, e l'ha detto Sanguinetti stamattina. Sanguinetti ha fatto un discorso molto diplomatico, giusto nella sua verità di parte, ma che non risponde del tutto alla realtà dei fatti. Perché una Bibbia sarda, quando questi vescovi sardi hanno detto ai nostri rappresentanti sardi: ma il sardo ha dignità liturgica, quelli dovevano allinearsi. Pensate se avessero detto a Limunno: ma come? Noi sardi, che parliamo in sardo, abbiamo deciso che la messa in sardo si deve dire, che c'è la dignità liturgica e come? E voi con quale arbitrio mi state dicendo che non c'è dignità liturgica? Perché mi ponete questa domanda? Ci offendete. Voi ci state offendendo. Secondo me non hanno animo. Non hanno animo. Perché dovevano reagire in malo modo davanti a delle accuse. Cosa ne sa quel vescovo molisano, abruzzese, marchigiano? Cosa ne sa della dignità liturgica del sardo? Che lui sti manco ruda di usare. E poi ancora, quella bloccante, non c'è la Bibbia. Noi abbiamo la Bibbia, firmata, consacrata da Autorino Alberti, arcivescovo di Cagliari e Nuorese, e convalidata dal più grande linguista sardo Pitao. Una Bibbia tradotta con queste affermazioni e convinzioni. Perché non gliela metti davanti a costoro e gli dici: eccola una Bibbia, Monsignor Autorino Alberti è il massimo linguista sardo Pitao? No, non lo dicono. Dicono: ma non è completo, adesso vediamo. Non battagli me.
in italiano significa coraggio, non battaglia. Come te succede? Mi scrivo. E dice no, è aperta la questione, sì, ma aperta cosa? Siamo 30 anni, ma io non ho tempo per raccontare, ma voglio dirvi solo questo: quando noi preghiamo il salmo, invece che noi sempre al danno di Deus che sono sentitos profundos nostros. Ave Maria, grazia plena. Poi grazia è un ablativo di abbondanza, latino. Grazia plena. Su Signore scrittecos, tecum, latino. E benedito, su frutto, dessas entragnas tua Gesù, altro che del seno tuo Gesù, che è una parola impropria, casomai del ventre, della gravidanza, ma entragnas è una parola chinarata, delle viscere, nel senso proprio di sistentina, della gravidanza vera, reale nel corpo della donna, e dei sentimenti più sublimi e più spirituali. Questa parola intragna sata, che non amo cos'è l'intragna al buono, cos'è l'intragna al male, cioè è sentito profondo, che amo di sangue, è sentito il nostro. Questa parola, pregnanza, Salve Maria, è un modo profondo di aiutare questa Madonna che Deus. E cannonare, ma l'elevazione del mistero, avete sentito stamani? L'elevazione del mistero, santo, il sardo ce la fa, ma non manca il vento, ce la fa ad essere all'altezza, e tanto vuole una vedere. Questo è il mio corpo, in latino, hoc est corpus meu, in sardo, cust est su corpus meu. Vi pare che sia un abbassamento di tono? O anzi mi pare che il mezzo è italiano è fatta su latino, non reghe questa regola non reghete, non reghe a livello linguistico, a livello filosofico, a livello di tutte le discipline che parlano di lingua, di pensiero e di azione liturgica o meno, questo non regge. Per cui noi siamo in un'attesa ancora, e guardate che per lui è difficile sopportare. E quella riunione lì di giorni fa a Cagliari alla facoltà teologica col segretario della CEI, che è l'arcivescovo di Cagliari, e altri preti, è sorta una polemica non di poco conto, è una problematica davvero stringente, e in contrapposizione di clero contro clero, di vescovi favorevoli, di vescovi contrari a questo libretto che ho scritto per una chiesa sarda. Cosa si intende per chiesa sarda? E dunque per lingua e preghiera in sardo. Perché questo discorso è fondante. Noi abbiamo diritto di parlare in sardo con Dio. Noi non permettiamo. Questo non permette non solo che noi non parliamo con Dio, come ha detto bene Don Antonio Pinna, noi non permettiamo a Dio di parlare in sardo con noi. Nell'elevazione Dio parla con noi e ci parla in sardo. Cust est succur meo. Noi non ve lo permettiamo a Deus. Ogni discorso e polemica con i vescovi è sempre di tipo sociologico mondano. Io li richiamo alla spiritualità, mi interessa parlare con Dio. Ma non lo sentite questo bisogno del parlare con Dio? Che mi fate sempre discorsi di sociologia generale, ma è conveniente, ma chissà se poi questo sarà, se si segue. Ma sono discorsi da fare questi. Ma dello spirito non se ne parla. Ma del diritto di parlare con Dio io non ce l'ho o non ce l'ho. Quindi è un discorso davvero deludente. Prima di chiudere voglio farvi scorrendo velocemente come è andata la cosa, perché prima erano tutti contrari, in 30 anni di lotta finalmente si arriva al fatto che molti diventano favorevoli, altri un po' resistenti e solo qualcheduno contrario. Allora la CES, cioè i vescovi sardi, incaricano la Fondazione Sardinia, come avete sentito questa mattina, di fare la traduzione di 10 messe e di preparare tutto ciò che occorre per qualunque ricorrenza di poter dire una messa in sardo.
Io sono presidente della Fondazione Sardinia, quindi ho pilotato in qualche modo, grazie soprattutto a Don Antonio Pinna, che è l'artefice che merita, perché ha fatto un'opera di traduzione con conoscenza dell'ebraico, del greco, del latino, mica traducendo dall'italiano. Ebbene, tutto questo adesso, improvvisamente, pariato atto, fatto. Adesso recitiamo il 28 aprile la festa nazionale dei sardi in cattedrale a Cagliari e in Don Cirucco, Samisce Sardo, già atta, pronta. Arriva questa roba alla CEI, il vescovo italiano, e la blocca. E la bloccano per che cosa? A dignità liturgica. La traduzione della Bibbia. Ma l'ha detto chiaro De Mondo tutta sannato. Noi stiamo chiedendo una sperimentazione. Non chiediamo un ok definitivo, noi stiamo chiedendo che si possa provare, se va, se non va la ritirata. Protegai, sperimentiamo. Non manco gai. Non c'è questa volontà di fare questo. E la cosa ci preoccupa perché non ne potevo sprosso. Dopo 30 anni, sa cosa tutto questo. I salmatesi, i vescovi sardi, tutti, bene, siamo convinti ma non la difendono. Tanto io, ispirato, avevo scritto una lettera al Papa, una breve lettera chiedendogli che i vescovi italiani mettano in pratica ciò che lui scrive nelle encicliche. Il Papa, nelle 3 encicliche che io cito nel mio libro, ti dà un esempio chiarissimo, pare che le spessanneisse, di che cos'è una chiesa locale, dentro la chiesa universale. E lo dice chiaramente, del linguaggio, sa lingua, e la lingua è di quel popolo, e allora di chi? Le pratiche religiose vissute con quella lingua e anche con altre lingue. Le lingue sono sorelle, non sono nemiche. E il Papa fa una specificazione, pare fatta con lui, e lo attribuisce a tutto il mondo. Ogni popolo deve avere la sua fede storica, la sua lingua, le sue pratiche, la sua comunicazione con Dio, e sviluppandola, elaborandola secondo della forma del tempo attuale, proprio preciso. O non le leggono queste encicliche, o sono contrari, e Pinna ammetta contrario e scontro sul Papa, di vescovi e di cardinali, anche nella CEI italiana. E allora scrivo questa lettera chiedendo che intervenga lui. La lettera, naturalmente al Papa arrivano tonnellate di lettere ogni giorno da tutto il mondo. Non mi illudevo certo, però c'era la possibilità che arrivasse alla segreteria personale attraverso un abate potente, era amico della segreteria particolare. Invece è arrivata alla segreteria di Stato, però la segreteria di Stato l'ha considerata una lettera valida e invece di cestinarla l'ha mandata al dicastero del culto, che è quello che decide. Il dicastero del culto, pensate, non me lo sarei mai aspettato, mi scrive una mail dicendo: abbiamo tenuto in gran conto della sua richiesta, aspettiamo che la CEI ci faccia pervenire tutto il materiale. Non gliela passata a chi deve decidere davvero, i quali non ho detto, anzi, noi siamo, le parole sono: avremo cura di quanto lei giustamente chiede. Non mi sarei mai aspettato una risposta del genere, ma la CEI l'ha bloccata. E per dirvi del rischio che la CEI continua a bloccare, il Friuli aveva una messa in friulano da 30 anni. Io ho sentito una messa in friulano vicino a Cagliari, dei focolari furlani, come l'associazione dei sardi all'estero e in Italia, e ha detto: che bello sentire una messa in friulano in Sardegna e non sentire una messa in sardo in Sardegna. Terribile. Ebbene, sapete che i vescovi hanno sospeso la messa in friulano, e i preti friulani continuano a dirla.
perché hanno coraggio. Voi credete che in Sardegna ci siano preti che contro la disposizione dicano una messa in sardo, dopo che i vescovi sardi hanno detto che è bene che si dica la messa in sardo e dunque come sperimentazione possono anche concederlo i vescovi sardi? Sperimentiamola, dipende da noi sardi a sperimentare. Ma hanno animo o non hanno animo? Speriamo che animo sia e che il mondo si cata a precare. Voi credete che non legano verranno su? Possanimo che li conosco io, mannato. Io sono pettina su Signore che mi mantiene in vita, senza sa cammino sopra, so conto, pensate, su chi non scrive alzare, su chi non lascia. E questo che non militate. Noi siete un guerratore litigioso e davanti a questa verità, di fronte alla verità del mondo non sopporta io sortusi e violenza. Con umiltà, non è vero che era uno che attaccava brighe, non attaccava brighe, difendeva la verità delle cose. D'altro canto l'ha respirato in famiglia, che hanno responsacrato sul babbo. Hanno i complimenti su tuo, hanno. E già fatto. Dove sono? E io non so, ma sai, non credevo messare questo campo di lavoro. L'umiltà e la pratica del lavoro, la convinzione, il rigore, la fedeltà del lavoro. E non ha ereditato in famiglia questo, e l'ha difeso, e lo difende, e lo si che difendere. E non credo solo precanne, ma arrabbiarne sicuro. Grazie. Grazie. Grazie a te. Bachisio, padre Turta sarà molto contento stasera, ne sono sicuro, anche perché sia Bachisio sia Don Pinna che si seguirà hanno scritto insieme un libro, abbiamo visto che è scorso il titolo, quindi è gente che combatte. Però c'è una domanda: perché vogliamo impedire a Dio che ci parli in sardo? Questa è la vera domanda che Don Pinna mette, la quale che oggi gli chiediamo di riprenderci stasera. Perché io sono sicuro, al mio bisnonno, a mia nonna, al mio trisnonno, Dio ha parlato in sardo. Ha parlato in sardo, sicuramente ha parlato in sardo. Non voglio capire, non voglio credere che non possa parlare in sardo ai miei figli. Forse è anche colpa mia se non mi parla in sardo, che dobbiamo anche fare sorpresa. Bene. Allora, ho detto, cioè ci sono questi tre. Quando avevo parlato io con Don Turta l'avevo chiesto: ma lei è un ultra del Sapio? Perché non si usava la parola talebano allora, oggi diremo un talebano ce l'abbiamo qua e che Dio ce lo conservi. Don Antonio Pinna, che è di Oristano, che è uno di quelli che è veramente in trincea e che... Siamo pronti? Sì. Vai, a vostè. Buonasera a tutti. Ero incerto fino alla fine, ma il dovere adesso padre Turta era impellente. Almeno per venire è stato facile, speriamo per tornare. Riallacciandomi a questo, per me è stata una sorpresa leggere, non ho sentito la relazione di Lupino stamattina, ma nella prefazione a pregare in sardo sottolinea l'importanza dell'approccio storico. E poi dice una cosa che è simile a quella che è stata detta adesso, ma che dirò, ma tanto per collegarmi. Una lingua, pagina 30, cioè che non vuole servire da modello ad alcuno, ma invece abbia un alto valore simbolico e possa incoraggiare i sardi a usare la propria varietà, senza complessi e senza pregiudizi. Uno storico,
una lingua che non vuole servire da modello ad alcuno. E altrove lui ha subito percepito, leggendo il Concilio Plenario Sardo, lui parla di lettura e di approccio strumentale del Concilio Plenario Sardo e anche approccio strumentale dei vescovi. Le condizioni che ha ricordato poco fa Michele, le ultime 3 condizioni lo dicono chiaramente. Ma a me quando mi chiedono a che cosa serve, a chi serve parlare in sardo oggi, che non si può dire nemmeno forse che sia ancora la lingua materna come era un tempo, a chi serve? A Dio serve, perché finché non ha parlato in sardo non ha detto tutto e in tutti i toni. Padre Turta era presente quando, forse la prima volta che ho detto questo, lui se lo ricorda, mi pare che sia pagina 134 più o meno, però ci aggiunge, dice, gli è piaciuta questa frase. Quando l'ho detta a Monsignor Battuti è rimasto impressionato, dice non l'ho mai sentito. Curioso. Però Turtas ci aggiunge una piccola parentesi, non ha detto tutto e in tutti i toni, cioè, almeno per noi. Perché almeno per noi? Ora mi riferisco a, cercherò di non entrare troppo nei dettagli della cosa, ma la prima parola che ha detto Bachiso poco fa, poi ha detto animo, ma la prima era la parola affetto. In che senso è importante quello che sto dicendo io? Non è da molto che si parla di inculturazione, è da quando ho cominciato a parlarne, forse una trentina d'anni fa. Oggi forse bisognerebbe aggiornare il termine e parlare di interculturazione. Com'è che si è cominciato a parlare di inculturazione? E l'abbiamo capito poco fa, quello che si diceva. È un termine che nasce in campo missionario soprattutto, perché abbiamo visto che insieme, scoperta l'America, insieme con gli eserciti arrivava il missionario e portava un cristianesimo spagnolo, un cristianesimo italiano, un cristianesimo romano. E allora si dice, per reazione, bisogna annunciare la fede, ma il Concilio Plenario Sardo non usa la parola inculturazione del significativo, ne usa un'altra, innesto, forse ha avuto paura di questa parola e poi vedremo perché. Quindi nasce in campo missionario e allora certo il senso con cui la usiamo noi inculturazione è diciamo, siamo fermi al modo con cui la usava Giovanni Paolo II nel 1980. È una evangelizzazione iniziale, noi siamo già cristiani da secoli, però serve per la cura pastorale e serve per la rievangelizzazione. Ma in Giovanni Paolo II c'era sempre questa piccola annotazione. L'inculturazione include sempre una reciprocità, cioè la fede dà ma riceve anche. Se riceve vuol dire che c'è qualcosa di nuovo. Noi siamo abituati a questa frase classica, no? La rivelazione è finita con la morte dell'ultimo apostolo. Vabbè, sono le cose che si dicono e poi ogni affermazione va sottoposta a interpretazione. Ma approfondendo il fatto della reciprocità, oggi si dice questo. Inculturazione ha un senso un pochettino impreciso, pericoloso. Si immagina che ci sia una verità già fatta che viene piovuta e viene innestata, come dice il Concilio Plenario Sardo, che non usa il termine inculturazione. Quando si usa il termine interculturazione si vuole far presente che ogni annuncio è già un annuncio inculturato. Dove esiste una verità già pronta, eterna, universale, Gesù e basta, quando si incarna. Però poi Gesù ha vissuto in un momento storico e geografico inculturato. Quindi c'è sempre una evangelizzazione inculturata in una cultura e questa cultura già evangelizzata ne annuncia un'altra. Quindi
c'è sempre, diciamo, una crescita in questa reciprocità. Una cultura evangelizzata ne evangelizza un'altra. E allora non è più una, e questa è la difficoltà teologica per chi, diciamo, legge i dogmi come una cosa già fatta e finita, eterna e universale. Non è l'inculturazione, una verità già pronta, già tutta che si incarna e non riceve niente. No, se c'è una reciprocità, per forza c'è anche qualche novità. E allora, se Dio parla in sardo, e se lo facciamo parlare in sardo, può darsi che serva non solo a noi, ma anche alla scoperta della fede. Su questo magari lo vedremo tra un po', farò delle confronti di traduzioni. In questa metto una domanda. Padre Curtas ha parlato soprattutto di lingua, però il concetto di inculturazione si estende a un sacco di cose. Abbiamo messo un elenco di 16 punti che è fatto per l'India, però può essere utile. Il concetto di inculturazione nasce appunto in campo missionario, però secondo Giovanni Paolo II serve anche per una cura pastorale e una rievangelizzazione. La domanda che metto è questa: è vero che Padre Curtas parla soprattutto di lingue e di testi, però se noi scorriamo adesso questo elenco, potrebbe essere un lavoro anche per un lavoro annuale in università, qualche studente. Questa è la domanda: quali di queste aree di inculturazione gli studi di Padre Curtas aiutano a riconsiderare? Basta scorrere in fretta perché cerco di mantenere 15 minuti. Lingua e letteratura. Certo, questo è una miniera. Conoscenza di base delle culture e delle tradizioni religiose della regione. Conoscenza di base delle culture e delle tradizioni religiose della regione. A Cagliari l'altro giorno sono partito da questo punto e Padre Curtas lo dice: se i preti sono contrari, manco il Padre Eterno potrà farci niente. Allora ho chiesto: come mai la maggioranza dei preti è contraria? Io non trovo altra risposta se non appunto io non voglio offendere nessuno, io ho parlato che c'è un'ignoranza strutturale. È più facile parlare di queste cose in un mondo laico che con i preti. Perché? Perché nel mondo laico, nelle università, si studia la storia. Stamattina c'era Cavizzoso che certamente ha fatto delle cose su questo, però se io penso alla mia storia, quando mi hanno fatto studiare la storia sarda, civile, e anche quando ero studente in teologia, chi mi ha insegnato la storia della Chiesa? La storia della Chiesa è anche completa, con tutti i punti che vedremo adesso, no? Quindi se c'è in mezzo al clero una ignoranza strutturale della cultura, della storia, come è possibile? Chiaro che poi non sono in grado di capire nemmeno che cos'è l'inculturazione. È una parola, perché ho citato prima la prima parola che ha detto Bachisio, l'affetto? Perché quando Padre Curtas parla di Matteo Ricci, una mezza paginetta, è bellissimo, perché dice, tenete conto del linguaggio di Sanguinetti in questo riassunto, Matteo Ricci aveva simpatia, affetto per la cultura cinese. Aveva simpatia e affetto. Cosa vuol dire inculturale? Questo vuol dire avere simpatia e affetto per la lingua sarda, per il sardo, per la cultura sarda. Sentite voi affetto quando si discute di queste cose a un certo livello, se fare liturgia o no. È un discorso asettico. Non c'è la simpatia di Matteo Ricci, gesuita, per la realtà di quella cosa lì. Ecco perché affetto. E poi viene il coraggio, animo, certamente. Ma manca l'affetto. E come può venire il coraggio? Manca la conoscenza. Come può venire l'affetto e il coraggio? E quindi ho chiesto che si metta riparo a questa ignoranza strutturale. Se i vescovi ci credono, invece di dare solo ascolto ai loro preti che gli dicono ma no, che non serve, facciano questa operazione di togliere questa ignoranza strutturale. Va bene.
3. Inculturazione sociologica, usi, costumi sociali, abbigliamento, cibo, abitazione, eventi principali della vita, nascita, matrimonio, funerali. Anche dal punto di vista civile, ad analizzare le tesi di laurea, sono molto più le tesi di laurea in campo dell'università statale sulle tradizioni sarde che non nell'università, nella facoltà teologica. È di questo che ci si deve rendere conto. 4. Incarnazione tra la gente, identificazione con essa, inserimento nel contesto delle vita nazionale, sociopolitica, culturale e religiosa. 5. Arti, danza, teatro, musica, pittura, decorazione, scultura, architettura. Nel Concilio Plenario Sardo c'è una piccola nota anche sull'architettura. E quando noi dobbiamo costruire una chiesa, chiamiamo gli architetti da fuori, c'è un'architettura inculturata, religiosa, sono tutti punti che si possono... Ecco, nella storia della Chiesa di Turtas non troviamo tanti di questi elementi, però c'è lo spirito, la radice di tutte queste cose. 6, liturgia, preghiera, meditazione. 7, spiritualità. C'è una spiritualità, diceva prima la Chiesa, porta teologia, vita religiosa, formazione del clero, dei religiosi e dei laici. Ecco appunto, ho già accennato prima, formazione del clero, dei religiosi, dei laici. I religiosi che vengono dal continente, vengono qui, si esige una conoscenza, eccetera, eccetera. Vabbè, bisogna fare in fretta. Forme di predicazione e di educazione alla fede. Fino al 1937, in alcune parrocchie si predicava in sardo. Turtas qui dice tante cose sulla proibizione, no, del sostravamento, sulla proibizione delle gare poetiche. Se uno vuole rendersi conto di come in Sardegna abbiamo una fede coloniale, soprattutto nell'ultimo secolo, basta ricordare questo aspetto qui. Noi che sappiamo, se voi parlate con la gente, mi capita spesso, sanno ripetere a memoria strofe delle gare poetiche sentite 20 anni fa da Tucconi, figlio di Tucconi. Mi devono passare questi giorni una gara poetica in cui la gara era tra Antico e Nuovo Testamento. Ma come si fa? Se uno conosce che queste gare poetiche risalgono alla Mesopotamia, c'è una cultura di popolo e tu la proibisci, ecco la simpatia di Matteo Ricci che non c'è più. Se non c'è questa simpatia, non si legge in quei testi, in quegli appunti, non la leggo, questa simpatia, questo affetto, manca tutto. Poi possiamo discutere di cose, ma se manca l'affetto, come può venire il coraggio? Ministeri e servizi, organizzazioni, istituzioni, strutture, leadership indigena. In quel Concilio Plenario Sardo I, dove hanno proibito appunto le gare poetiche, e ricordate i prefetti per far rispettare la cosa, erano su 10 vescovi, 8 erano continentali e 2 sardi. Dove sta l'affetto? Dove sta la conoscenza? 15 autosufficienza finanziaria, altre fonti, stili di vita. Ecco, è semplicemente un elenco per dire, se parliamo di inculturazione e interculturalità, abbiamo anche, forse ci vuole il coraggio di capire che certe frasi che noi ripetiamo, la fede c'è già pronta, no? Tutto è già detto con la morte dell'ultimo apostolo, la fede cresce. E cresce con gli uomini che credono, e quindi anche la nostra lingua sarda può dire qualche cosa. Adesso vi mostro qual è stata alcuni esempi di come ci hanno risposto i vescovi, la prima risposta dei vescovi, ma per dire, faccio un esempio solo di come possono cambiare le cose. La prima parola della Bibbia: in principio Dio creò il cielo e la terra. Sulla P dice antet, perché in ebraico è in testa, Bereshit, in testa, e lui dice antet in francese, ma in sardo. E io è da almeno 40 anni che traduco così, a cavo du dedotto. Se io dico a cavo du dedotto, non ho più bisogno di mettere note che di pagine per dire il genere letterario. Quando noi diciamo che è una cosa senza cavo, diciamo che è una cosa che non ha senso. Se invece io dico a cavo du dedotto, Deus, vuol dire che all'inizio di tutto, non è l'inizio, è un inizio filosofico, a capo di tutto, per dare senso alle cose, a capo di dedotto. Nella lingua è facile fare degli esempi in cui il sardo può portare delle novità. Adesso voglio mostrarvi, adesso che mi tocca l'occhiale per vedere. Qui avete il latino,
Ci hanno detto che non dobbiamo tradurre dal latino. Tutte le altre lingue traducono dal latino, perché non dobbiamo tradurre dall'italiano? Ci hanno detto che ormai si deve tradurre dall'italiano. Poi io ho sempre messo il latino a fianco, e anche l'ebraico ho messo a fianco, allora, latino, italiano, la nostra proposta, e a fianco la proposta che mi mandò Sanguinetti. Leggiamo e voi vedete che tipo di approccio ha avuto Sanguinetti. Leggiamo. È l'introduzione al Padre Nostro e poi il salto, vediamo. Precetti obbedienti alla parola del Salvatore. Noi avevamo messo, ponendo mente a salvar il suo Salvatore e pesados in si scuola sua, nos attrevimos a andare. Guardate Sanguinetti, ho fatto un commento marchiato. In obedio a salvar del suo Salvatore e formados a imparare la sua divina, nos attrevimos a andare. Vedete che è un calco dell'italiano, un puro calco dell'italiano. Non so se voi lo percepite come lingua santa, quello per me non è santo, uno si mette a ridere. Lui, per prima poi ha scritto delle cose e mi ha detto, ma in si scuola è intellettuale in si scuola. Come fai a dire tu che sei sardo, che dire pesausa, in si scuola su è intellettuale? Non c'è, a pesare un addomo, a pesare un figlio. Come fai tu a dire che quello è intellettuale? Sei tu che vuoi, che per paura, l'ho visto una volta, per paura, ma lo sai a Roma, quindi lui ha fatto il calco dell'italiano perché così i vescovi a Roma approvavano. Poi ho detto, ma in obedio, chi è che dice in obedio? Non so se voi dite in obedio nel Gorese, ma in obedio. È chiaro che lui sta traducendo l'italiano. Ha fatto il calcolo dell'italiano per essere sicuro che il vescovo dice, questo sì che è buono, perché è uguale all'italiano. In obbedienza a salvar del suo Salvatore. Allora ho detto, ma ascolta, perché bisogna poi essere anche un po' diplomatici, no? Ho detto, ma tu non trovi che noi diciamo anche in sarda, no? Ponendo in mente, è vero. Poi gli ho detto, decidi tu. E alla fine anche lui ha accettato, no? Ponendo in mente va bene, è più sarda, no? Quindi ecco, la proposta che fu inviata, poi però lui, ecco cosa. Vedete che è proprio una preoccupazione di rifare il calco dell'italiano, ma non è il sardo, che cosa da dire? Quello è inculturazione. Questo è fascismo, voglio dire, no? Perché non è solo impedire di dire, è anche obbligare a dire. Il fascismo è quello, non solo impedire di dire, ma obbligare a dire. Tu non puoi obbligare a usare questa lingua se tu sei sardo, per la miseria. Come si fa? Quella proposta di Sanguinetti mi fece andare su tutte le furie, glielo disse al telefono. Il dialogo prima del presazio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Questo Roma ha combattuto con tutti su questo, lui, perché con Turtas la messa che disse a Vitti era sia con tecus puro. Ah no, ma questo è cos'è che ha detto? È semitismo. Gli ho fatto tutti gli esempi, gli ho dimostrato che semitismo è dire ecco spirito tuo, quello è semitismo, no? Non dire che è un tecus puro, è latino, tecum, è semitismo, dire tecum, non è semitismo. Però noi abbiamo fatto un altro ragionamento, perché proponevamo su Signore sia con tutus, su Signore mesu nostro, perché quando noi entriamo in un posto in cui c'è già la gente riunita, cosa narramos? Ma saluta a tutti. E cosa rispondiamo? A salati. Rispondiamo così, no? E allora, per noi era un modo di dire, su Signore sia con tutti, come quando diciamo saluta a tutti, e su Signore mesu nostro, a salati. No, bisogna dire è un spirito tuo, perché il prete è prete e deve essere rispettata la presidenza e tutti questi motivi qui. Io gli ho detto il semitismo invece è l'altro, ma non devo andare avanti. Poi, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Vedete che continua il calco dell'italiano. In alto sos coros nostros sono orientados a su Signore.
Noi abbiamo tentato un modo ritmico, il sardo c'ha il ritmo incorporato, la poesia, e quindi noi avevamo proposto a Deus sugor nostro Deus, che riprende quasi il retrogrado, riprende e risponde, continua. Poi avevamo proposto Laudeus plus sul Signore Dio nostro, per dire grazie a Gams, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E noi nelle nostre preghiere lo diciamo così, no? Laudeus plus al Signore Dio nostro. No, non fa, perché quello nella liturgia, ma nella liturgia, il principio era che a Roma dovevano presentare il calco sull'italiano, ma così non si va avanti. Allora, un'altra cosa, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Lui ha continuato col calco sull'italiano, che eros e terra sono ibrenos de sa gloria tua. Questa forma che ho suggerito io l'ho scoperta in un seminario con Corraine a Nuoro, dove quelli di Oliena mi hanno detto: ma veramente noi abbiamo un'espressione in cui sono pieni, questa parola pieni della gloria, noi la usiamo per dire questi campi. Giacobreus, parlo capitanese, Giacobreus a trigo. Questo campo l'ho seminato a grano. Quando ho detto questo nostro modo di dire a Baturi, è rimasta a bocca aperta. Che bello, che bello. Forse anche noi abbiamo in Sicilia qualcosa di simile. Poi è chiaro che Baturi ha detto le cose che ha detto, perché lui diceva in pubblico: devo rispettare le decisioni prese insieme, quindi anche se ho qualche parere diverso non lo dico, però Chelos e terra los aprenos a gloria. Sembra di sentire Teilhard de Chardin, cieli e terra li hai seminati a gloria. È più sardo dire sono prenos de gloria. Cosa vuol dire che sono prenos de gloria? Los aprenos a gloria. Ecco, secondo me cosa vuol dire anche far parlare Dio in sardo? Usare i nostri modi di dire, il nostro modo culturale di dire, con il nostro ritmo, eccetera. Benedito gli ebbeni dal numero del suo Signore, questo l'ha lasciato, eccetera. Poi la famosa frase, Osanna nell'alto dei cieli. Noi abbiamo cercato anche il ritmo, ogni tanto Sandrinete me lo diceva, cercate di fare il ritmo, abbiamo cercato, però poi se lui me lo rovina il ritmo, cosa dobbiamo dire? E noi abbiamo detto, anche questo viene anche dai canti. Poi nei canti possiamo fare di tutto, perché abbiamo sperimentato che ci lasciano cantare sempre, e quindi abbiamo detto, facciamo del canto, visto che ci lasciano cantare dappertutto. Quindi, il ritmato, Osanna in alto, Osanna in sosperos, ritmato, Osanna in alto, Osanna in sosperos. In sardo, quando noi ripetiamo una parola, è un superlativo, monti monti, muru muru, no? È un superlativo, no? E quindi, se noi ripetiamo, è un superlativo. Osanna in alto, Osanna in sosperos. Osanna in alto, Osanna in sosperos. Ma poi su questo i canti sono, nei canti possiamo approfittare e mettere tutto quello che ci pare, ci lasciano cantare. E allora cantiamo, ci lasciano cantare. Finito. Grazie Don Antonio, a me viene un sospetto che vedere queste cose che non ci vogliono far parlare in sardo, ma non ci vogliono far pensare in sardo, perché qua è pensare in italiano e tradurre in sardo. Poi succede come in un famoso comiziafono dove uno pensa in italiano e dice casomai si alza un pastore da tu caso sempre va bene. Allora la scaletta, scusate se istruzioni per l'uso, quindi adesso abbiamo ancora 3 interventi nella nostra scaletta che sono Gloria Turca, Nando Buffone per interposta persona e Maria Antonia Fara, poi apriremo il dibattito, domande, vediamo come gestirlo, poi chiederemo al sindaco di congedarci con la sua cosa. Quindi